Welcome aboard. Happy to greet you all this morning. Dico una parola subito che questo viaggio, che è molto speciale per diverse ragioni, doveva essere il primo viaggio del pontificato. Già l'anno scorso, nel mese di maggio, avevo detto il primo viaggio vorrei fare un viaggio in Africa. Altri subito hanno suggerito Algeria per Sant'Agostino, come sapete, e infatti sono molto contento di visitare di nuovo la terra di Sant'Agostino. Sant'Agostino poi che offre un ponte molto importante nel dialogo interreligioso. È molto amato nella sua terra, come vedremo. E allora l'opportunità di visitare i luoghi della vita di Sant'Agostino, dove lui era vescovo nella città di Pona, Annaba oggi, è veramente una benedizione anche per me personalmente, ma credo anche per la Chiesa e per il mondo, perché dobbiamo cercare sempre ponti per costruire la pace e la riconciliazione. E allora questo viaggio rappresenta davvero un'opportunità preziosissima per continuare con la stessa voce, con lo stesso messaggio, e che vogliamo fare, promuovere la pace, la riconciliazione, il rispetto, la considerazione per tutti i popoli. Allora, benvenuti tutti, sono contento di salutarvi, buon viaggio e grazie per il servizio che voi offrite a tutto il popolo. Grazie. Solo una cosa sul tram, possiamo chiederlo sul tram, lei ha una risposta da dare alle parole che sono arrivate? Risposta no, quello che dico è che la missione della Chiesa è molto chiara, il Vangelo dice, Gesù dice, gli atti sono costruttori della pace. E io penso che la Chiesa ha l'obbligo morale di parlare con molta chiarezza con la guerra a favore della pace e della riconciliazione. Nel mondo di oggi ci sono tante opportunità per promuovere il dialogo, la diplomazia, lavorare insieme, cercare soluzioni. Penso che sia veramente importante oggi ritrovare quella strada, sia nelle Nazioni Unite sia in altre forme, per lavorare insieme per la pace. Voglio creare